Parte in Veneto lo screening gratuito per l'epatite C, per ora rivolto a tutte le persone nate tra il 1969 e il 1989, cioè tra 33 e 53 anni, per favorire la diagnosi precoce di una malattia che spesso può rimanere silenziosa per anni e, se non curata, provocare anche seri danni al fegato, tra cui il tumore e la cirrosi epatica. Da alcuni anni sono disponibili dei farmaci orali che permettono di curarla in modo semplice, efficace e con pochi effetti collaterali. Le campagne di screening si confermano quindi un caposaldo dell'attività sanitaria veneta, ha sottolineato il governatore Luca Zaia, e continuano nonostante la pandemia ancora non sia conclusa. Lo screening sarà avviato in tutte le aziende ULSS della regione, nelle aziende ospedaliere di Padova e Verona e presso l'Istituto Oncologico Veneto. I cittadini nati tra il 1969 e il 1989 potranno partecipare gratuitamente sottoponendosi ad un semplice esame del sangue per la ricerca di presenza di anticorpi contro il virus dell'epatite C, causa della malattia. Il test potrà essere eseguito insieme ad altri esami del sangue oppure potrà essere prenotato direttamente presso i laboratori identificati dalle aziende anche senza impegnativa. Un'alternativa è attendere la lettera di invito allo screening che arriverà a casa. Ulteriori informazioni sono disponibili nei siti web delle aziende sanitarie. In caso di positività all'esame del sangue, lo screening regionale offrirà esami di approfondimento e visite specialistiche, accompagnando la persona lungo tutto il percorso dai primi esami all'eventuale diagnosi di epatite C fino al trattamento in un centro regionale specializzato. Il percorso sarà completamente gratuito, senza pagamento di ticket. L'iniziativa infatti si inserisce in un progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute con l'obiettivo di eliminare il virus HCV, ovvero l'epatite C, dal territorio nazionale.